metto i cantanti lirici. Buonasera a tutti. Si è spento? Si sente lo stesso? Meglio con la voce normale, vero? Un attimino più conviviale. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Parliamo di poesia. No, una certa commozione e piccola tensione, perché ho la fortuna di avere tra coloro che leggeranno il mio papà. Quindi non è cosa da poco. Poeta non mi ha trasmesso questa capacità, le leggo, però non sono un poeta come lo è mio papà. Parleremo di Pasolini, grazie all'iniziativa, grazie a produrre una legge. Io non voglio farvi perdere troppo tempo, lascerei la parola a chi sa molto di più queste cose qua. Ci tenevo semplicemente a trasmettermi la mia emozione e un po' questa piccola commozione che provo vista la situazione. Grazie. Ecco, zio Papà e Pietro Giampaolo. Lascio la parola a loro, grazie mille e buona serata. Grazie. Buonasera, grazie Assessore, io ringrazio il Comune chiaramente tutto quanto, la biblioteca e in questo presento la faccenda si svolge così, in maniera molto colloquiale, molto amichevole spero, senza volontà di fare accademia, una chiacchierata, speriamo anche così, condividere, un'amicizia, chi vuole intervenire intervenga, insomma, perché abbiamo lo scopo di presentare un nostro progetto di porre una legge che è stato fatto per il Ministero degli Esteri, sta girando il mondo, adesso il nostro referente del Ministero degli Esteri è in America centrale, fa Santo Domingo, il Messico, tutte cose, non si fa un mese a portare in giro questa cosa. Ora dici che ci manda i messaggi, sta piacendo molto, che credo, mentre noi sprofondiamo nell'autunno, no? Vabbè, è così, quelli del Ministero sono così, noi tocca. Però perché con la Regione si è pensato, insomma, di fare questo tipo di ragionamento? Allora, il progetto fatto per il Ministero degli Esteri parte dal presupposto che personale o anche da molti condiviso in parte anche da Walter City, che è il curatore poi di tutta l'opera raccolta nei Meridiani Mondadori, che in fondo il poeta più diretto, importante, cioè come poeta, no? Visto che aveva fatto ancora la sua poesia, Pasolini è quello in friulano è poesia casassa della meglio gioventù, insomma. Quello è il poeta più limpido, più profondo, più al servizio della poesia, quando tante volte dopo la poesia è al servizio del ragionamento, dello scontro, no, lui diceva che era il suo braccio armato addirittura a un certo punto, perché riusciva a creare polemica, una così. Allora, partendo da lì abbiamo fatto questo ragionamento. Facciamo dei brevi video che tengano in considerazione 11 luoghi casarsesi e dei dintorni di Casarsa di cui Pasolini ha parlato. Quindi questi brevi video con un po', vedremo uno dopo un piccolo racconto, sono una poesia, eccetera. Li avviciniamo per creare una continuità, perché questo si vorrà parlare stasera di questa cosa qua, di quel tempo e di questo tempo, li avviciniamo accostando per ognuno di questi video, e tutti 11 sono pasoliniani, dedicati a Pasolini, però accostiamo invece per ognuno un poeta diverso, giovane, non sembra, ma sono poeti giovani, no? No, i poeti giovani adesso arrivano tranquillamente a 45 anni, dati i tempi, non c'è, quindi no, voi arrivate a 40, credo, quelli di questa 35, 40, quelli di questa serie. Comunque erano anche 2 anni fa, i poeti giovani, ognuno che racconta un suo luogo di ispirazione, diciamo, e lo mette in relazione con la sua poesia e legge la sua poesia. Questo insieme dura molto, però è molto lungo, uno se lo va a vedere, è inutile che veniamo qua a mostrare tutto. Allora l'idea qual è? L'idea è quella sarà così, mostriamo prima un minuto e mezzo di apertura, si vede proprio come si apre, il trailer si chiama di apertura di tutto il lavoro. Poi cominciamo a fare una chiacchierata sui temi che verranno poi, che sono quelli del progetto, dell'operazione, rapporto lingua ufficiale, lingua minore, e quello che è
rapporto rispetto ai cambiamenti che sono avvenuti, no, in questi decenni rispetto alla visione pasoliniana che enuncieremo insomma anche facilmente, e con uno sguardo che, come vedremo, noi qua abbiamo lui, ma volevamo avere anche dei ragazzi con uno sguardo dei ventenni, diciamo 25 anni, con uno sguardo che confronta, no, chi invece ha più o meno la mia età, adesso non so qua, ho qualche anno in più, rispetto a chi invece è più giovane e è arrivato al mondo quando già questa trasformazione era avvenuta. Perché questa, no, la differenza, in fondo adesso ha difficoltà anche a creare una continuità culturale, di valori, eccetera, eccetera, è quella, e io vedo anche l'insegnante, nelle famiglie, nel mondo, tra chi appunto quel cambiamento da un mondo contadino a un mondo industriale, da un mondo isolato a un mondo che è al centro, in fondo, dell'Occidente e di tutto quanto il pianeta, no? Questa cosa che ha passato i cambiamenti e come li ha vissuti, cosa si è portato fin qua, tutto quanto, e dall'altra parte invece chi ci è già nato dentro, se in qualche modo ha sentito che aveva qualcosa alle spalle che forse gli manca o forse era da mettere insieme. Negli altri appuntamenti abbiamo fatto questo, abbiamo confrontato e messo insieme le diverse, quindi trailer. Dopo comincia Alberto che da ex cerviglianese in un certo senso gli farò dire delle cose anche su Pasolini, insomma, poi sentiremo appunto, avremo dei testimoni cerviglianesi che raccontano il loro punto di vista su questo argomento, e poi sarà il momento di vedere i 3 minuti, 6 minuti, che sono 6 minuti di 3 no? Di video, e poi lasceremo infine la parola a Simone Burratti. Alberto Garlini, io non sono bravo in queste cose, però insomma un po' alla volta ci conoscevano, lui è Alberto Garlini e lo do per conosciuto qua a Cervignano da ex cerviglianese, no? Mio socio di Pordenone Legge, scrittore, eccetera. Simone Burratti è padovano, sei di Viterbo, beh, si sente dopo, ma sta a Padova da un po' di tempo, si sente dopo, quando parli si sente che sei di Viterbo, non ti preoccupare. E ha di buono anche, di buono, effettivamente per me, che appunto ha studiato con Stefano Bianco, che è un mio amico, un buon poeta e tutto quanto, che ha lavorato insieme per su Danzotto, e è un poeta tra quelli giovani di rilievo, l'abbiamo cooptato per questo, e poi parlerà della sua poesia e ci leggerà qualcosa. Quindi andiamo, adesso ho fatto un po' di confusione, ma pian piano diventa tutto chiaro. Andiamo a vedere questo trailer, io mi sposto perché sennò non si vede niente. 11 luoghi della poesia e del mito di Pierpaolo Pasolini a Casarsa. 11 poeti giovani in ascolto del mito e della poesia dei loro luoghi in Italia. Pasolini 11-22. Già finito, questa è la copertina. La copertina si vede qual è, no, il contenuto e cosa c'è dentro, poi bisogna andarlo chiaramente, è un libro a leggere, in questo caso a vedere ognuno di questi 11 appunto luoghi più il poeta, che poi vedremo un esempio, appunto uno lo vediamo più avanti, uno di questi 11. Allora, brevemente, Casarsa appunto per Pasolini è quel mondo arcaico e per lui felice che rappresenta l'alternativa al mondo industriale, al mondo della città, e che lui riveste, si dice a poesia, il mito appunto riveste di una certa sua carica anche di sogno, di erotismo, di mondo della poesia, scegliendo e scoprendo, nel senso
e lui non la parlava, la madre neanche, perché la madre parlava veneto come tutti quelli un po' studiati che facevano parte di una certa borghesia del centro dei paesi, non parlavano certo il furlan, però la sente parlare dai ragazzi che frequenta, la sente addirittura, c'è l'episodio che lo racconta, il famoso episodio, cui sente la parola rosada, in quel momento sentì no, qualche cosa, non era mai stato scritto, eccetera, 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 e però di fatto con questa lingua fa un'operazione straordinaria, che è forse unica, nel senso che il modello anche dei grandi poeti spagnoli, primo di tutto Machado, ma poi anche Lorca, riesce a fare una poesia che ha una forte immediatezza popolare e allo stesso tempo essere coltissima, inventandosi anche parole, no? L'hanno anche rimproverato per questo, ma guarda, dice che questa parola, dice, da noi a Casazzo non l'abbiamo mai sentita, non esiste mica, dice, la poesia, le parole della poesia devono nutrirsi della musica, di questo tipo. È anche una visione, quella di Pasolini, che vede proprio in questo lembo d'Italia, ma che comincia proprio da Casarsa e che ha a che fare con il Friuli che costeggia il tagliamento e che poi viene da queste parti fino appunto a Cercrado, fino dall'altra parte a Cordovado, eccetera, come un mondo che si mantiene in un'aura di continuità con il passato più profondo, dal punto di vista della religione, ma dal punto di vista proprio della vita, della continuità della vita familiare e della vita legata alla ciclicità, no? del lavoro dei campi, il che gli fa pensare che in fondo ci sia la possibilità di un riscatto anche culturale che venga, come si dice, dal basso, cioè da dentro, no? L'esperimento della poesia Casarsa è quello, dipende da dentro questo mondo, questa cultura, proprio da quella lingua, e farla diventare alta poesia, allo stesso modo far diventare quel mondo un mondo di alta cultura, pur rimanendo legato a un modo di vivere molto spontaneo, molto come dire, immediato, senza quelle mediazioni del mondo borghese che per lui erano ipocrite, eccetera, eccetera. Questo avviene finché chiaramente il sogno si infrange con i famosi fatti di Ramuscello, il 50 no, se ne va a parte, dopo scappa con una fuga a Roma con la madre, eccetera, comincia un'altra storia di Pasolini, comincia però anche un'altra storia dell'Italia. A farla breve, quando arriverà Pasolini alla fine degli anni 60 e primi anni 70, comincerà a vedere un'Italia che ha tradito questo sogno, in qualche modo un'Italia che appunto si è venduta alla merce, un'Italia che appunto ha avuto uno sviluppo senza progresso, ha attuato un genocidio, dice, no, culturale, antropologico, riguardo proprio a quella tradizione che dicevamo prima, quel mondo che dicevamo prima, e addirittura arriva l'edizione ripresa tutta quanta delle sue poesie in friulano, quella della nuova gioventù, riprende tutte le poesie che aveva scritto e le devasta praticamente, perché fa dire a queste poesie, mettendo delle correzioni, aggiungendo dei versi, eccetera, che quello che insomma aveva visto quella volta non era veramente. Ormai anche i friulani, anche Casassa, anche nei dintorni sono diventati tutti dei beceri, piccoli borghesi, ipocriti, pensano solo a comprarsi la lavatrice, la televisione chiaramente il peggior male del mondo, e tutte quelle cose che hanno, non so qual è la vostra interpretazione di Pasolini, un profondo motivo di vero e dall'altra parte anche un profondo pregiudizio borghese, cioè lui che era così antiborghese in realtà poteva dire questo, io mi permetto, perché vengo invece da quell'altra parte, mi permetto di dire no, aveva anche un atteggiamento di chi comunque una zappa in mano non l'aveva mai presa e non l'avrebbe mai presa comunque, perché se il Pasolini appunto delle lucciole avesse zappato qualche ora sotto il sole in un certo periodo dell'anno, poi quando arrivava il disertante non faceva tanto lo schizzinoso,
cioè, di sue parti cominciava a metterlo, o se no, se fosse andato, no, come succedeva a nostre mamme, a nostre nonne, a lavare fuori, no, con i geloni nelle mani, l'arrivo della lavatrice non avrebbe visto come un atto di consumismo così orribile. Poi è chiaro che qualsiasi cambiamento profondo dal punto di vista tecnologico e comunicativo incide profondamente anche nella cultura delle persone, nella loro visione del mondo, nel rapporto tra le aspettative, insomma, che hanno e quello che riescono a mettere insieme. Ecco, questa faccenda è quella che ci permette oggi, subito passo la palla al nostro Alberto Gallini, di fare un po' i conti con Pasolini rispetto anche alla nostra esperienza. Adesso ovviamente nella distanza che ognuno è data rispetto a quegli anni, no? Alberto è nato che già praticamente quegli anni erano consumati, però il mito di Pasolini fa parte della cultura del secondo Novecento in pieno, tra l'altro credo sia lo scrittore, proprio perché non è solo scrittore, perché anche attraverso anche il cinema, anzi lui, no, quando scrive, appunto ne parlavamo prima per strada, che scrive il suo, diciamo, finto epitafio, non so, questa cosa, e Coccodrillo, no, quando scrive il suo Coccodrillo, cioè l'idea di scrivere dopo morto, no, fingendo di scrivere per questo giornalista americano, dice lui: non voglio essere conosciuto, guardate che io sono uno scrittore, guardate che io sono un poeta, non sono soltanto uno che ha fatto del cinema. Ma il cinema e la morte poi chiaramente perfetta, e la sua morte perfetta, ha fatto sì che Pasolini sia oggi un'icona internazionale, è l'autore italiano più conosciuto del mondo. Certo il cinema è un veicolo, ma anche le altre. Allora, quindi dico, Pasolini diceva, passava per Cervignano perché andava spesso a Grado, tra l'altro, e Cervignano lo vede sepolta quasi in un silenzio, insomma, no? In una specie di pausa quasi naturale rispetto a Grado. Era un'altra cosa, una grande, la prima, stata Grado la prima sull'Adriatico colonia, diciamo, termale, con tanto di sigillo ufficiale, insomma, imperial regio, quindi era già un'altra cosa, quindi interessava lì la laguna, la parte selvaggia, insomma. Mentre qui vedeva il silenzio delle campagne, quello che era il suo mondo che frequentava più vicino in bicicletta, insomma. Però c'è l'amicizia con Zigaina, che è molto importante. Ecco, come ti arriva, essendo stato qua probabilmente attraverso Zigaina? Sì, infatti, allora, diciamo, una conoscenza un po' più profonda di Pasolini mi arriva proprio attraverso Zigaina. Allora, io venivo più da Parma, e mi ricordo che quando era morto Pasolini, io ero vivo, ero un bambino, ero vivo, sentivo i miei genitori diceva è morto Pasolini. In quelle morto Pasolini, che dicevano i miei genitori, sentivo che c'era qualcosa che non andava, cioè che era morto qualcuno che aveva fatto una vita che non si doveva fare o che comunque non consigliavano per il loro figlio, che ero io che ascoltavo i loro discorsi, e questo era un modo molto comune di, insomma, di recepire Pasolini. Ovviamente, come diceva bene, lasciamo stare tutte le citazioni, quando un bambino gli fai capire che una cosa non devi seguirla, immediatamente si scatena chiaramente un interesse, ed è quello esattamente che è successo con me. Il mio interesse però ovviamente rimane sotto traccia, perché quando è morto avevo 6 anni, forse neanche, e però piano piano ha cominciato a crescere. E quello che è successo è che ha avuto un'evoluzione piuttosto forte proprio quando mi sono trasferito a Cervignano, e questo per delle ragioni diverse. Innanzitutto Cervignano è più vicino ai luoghi di Pasolini, si respirava un'aria diversa, e appunto questa sorta di pausa aveva degli echi o dei vuoti, anche perché a Cervignano in cui mi sono trasferito io, mentre adesso è una città vivissima e ricchissima, all'epoca non è che ci fosse, diciamo, quel movimento di vita, non era esattamente New York o Parigi, mettiamola così, quindi uno aveva tanto tempo per rimanere solo e pensoso come i poeti che camminano, e io ero un po' così, no? Ero già di mio solo e pensoso, figurarsi per la Cervignano, che ero solissimo e pensosissimo.
Dall'altra parte c'era comunque persone o che l'avevano conosciuto, c'era il grado vicino, andavamo a mangiare in un ristorante d'amico dove il proprietario aveva giocato una partita a calcio con lui nel periodo, eccetera, eccetera. E c'era comunque questa tradizione, questo ricordo di Pasolini come una persona reale, ecco, che era passato di lì, aveva conosciuto delle persone, ha fatto delle cose, come qualcosa ecco, rivelato da qualcosa che non era ideologico, come lo percepivo io, come lo potevano percepire i miei genitori, ma era qualcosa di amicale, come una presenza quasi benigna, quasi che ha portato delle star, dove si raccontava appunto la Callas quando era venuto, tutto quello che era successo. Bisogna tenere presente che poi c'era una forma di comunismo all'epoca cerviniano che era persino più comunista di quello che io conoscevo a Parma. A Parma erano molto comunisti, ma qua erano proprio ancora come noi eravamo all'epoca, stiamo parlando degli 80, eravamo già berlingueriani, no? Quindi credevamo di essere migliori ed vivevamo in un mondo ideale. Come sapete, dopo il compromesso storico, Berlinguer capisce che non ha nessuna possibilità di andare al governo e si inventa un'altra Italia, l'Italia dei migliori, l'Italia ideale, no? Che è l'Italia dove tutti quelli appunto migliori si uniscono e sono diversi dagli altri. Ed è una cosa che ed era una costruzione tutta ideale, non c'era niente di reale in tutto questo, tutto ideale. Poi invece si respirava un comunismo, era il comunismo quasi delle belle bandiere di Pasolini, no? Quando nella poesia dice appunto quella festa del comunismo degli anni 40, degli anni 50, qualcosa di incorrotto, qualcosa che crede ancora che ci possa essere una possibilità di cambiare la società. C'erano dei rivoluzionari, cioè delle cose inimmaginabili, voglio dire. Ecco. E quindi, e oltretutto io vivevo in piazza e all'epoca, adesso non so se fa ancora, c'era la festa del 1° maggio. E a differenza da Parma, dove noi eravamo già berlingueriani, perché ormai eravamo nel mondo ideale, quindi parlavamo di cose dorniane, eccetera, eccetera, arrivavano i trattori, arrivavano tutte... E io mi ricordo ancora, io mi ricordo che con le bandiere, con le cose, io mi ricordo... Ancora uguale. Hanno messo? Non so, vediamo. Li chiudete a piazza? Vediamo. Chiudete a piazza. No, Ci pensiamo. Chiudiamo. Io mi ricordo questa cosa, che io ero lì e sentivo questa giornata dove arrivavano tutti che suonavano, battevano, addirittura arrivavano con gli animali, se non ricordo male. Era una roba, e vedevo questo comunismo candido, che era una cosa che insomma, ovviamente... dire, Pasolini era molto più complicato, molto più sofisticato, però questo comunismo legato all'idea di fiducia, che era Pasolini un po' delle ceneri di Gramsci, anche con tutte le sue contraddizioni, cosa che poi ovviamente, come diceva Gian Mario, poi dopo cambia completamente. E quindi mi sono reso conto che in sostanza quel mondo ideale era qualcosa di molto più carnale in questa, a Cervignano. L'altra cosa che poi è successa, che poi per me è stata fondamentale, è stato appunto conoscere Giuseppe Zigaino. L'ho conosciuto più tardi, perché sono andato a fare un'intervista, poi dopo l'ho frequentato altre 3-4 volte, e all'epoca lui, a parte essere un uomo comunque insomma molto carismatico, era preso, completamente preso da quest'idea di Pasolini che aveva progettato la sua morte, in sostanza. Lui, se non sbaglio, chiamava una sorta di transustanzazione semantica, no? Quindi Pasolini avrebbe progettato, una specie di suicidio fatto fare ad altri, in sostanza, avrebbe progettato la sua fine, cioè tutta la sua opera letteraria si doveva trasformare in un gesto che era quello del suo sacrificio personale, della sua morte, come esplosione di senso, esplosione semantica, no? Che, pensandoci da un punto di vista esterno, lasciando perdere tutte le teorie che tira fuori Zigaina per giustificarla, effettivamente la morte di senso, la morte di Pasolini ha avuto un'esplosione di significato e di senso pazzesca. Ancora oggi ne parliamo, ancora oggi un mistero, ancora oggi se salta fuori qualcosa di nuovo sulla morte di Pasolini ci sono le pagine dei giornali. È qualcosa che veramente ha toccato tutta la società e che è arrivato persino a casa mia, no? Come vi dicevo prima, per cui questa morte arriva. E appunto da questa prima conoscenza di Pasolini, appunto questa morte, che mi è arrivata attraverso la voce dei miei genitori, arriva a Cervignano proprio la conoscenza della morte raccontata da Zigaina. Che io comincio a leggere queste teorie. Sinceramente io non ci credo, no? Anche perché fanno parte tutte di c'è tutta una parte laterale che riguarda l'alchimia, tante altre cose che secondo me non sono del tutto giustificate.
Ma a livello generale, a livello puramente di suggestione personale, l'idea di quella morte di Pasolini che mi era arrivata come qualcosa di negativo, come qualcosa che non dovevo seguire, diventava sostanzialmente la morte, un poeta che decide di morire perché rifiuta l'Italia in cui vive, più o meno. Ed è un'idea, dal punto di vista letterario, potentissima, potentissima. E infatti io ci ho scritto un libro su questa cosa. Il mio primo romanzo pubblicato, si chiama Football Bailado, racconta proprio, c'è Pasolini come uno dei personaggi, e racconta proprio la morte di Pasolini vista in questa particolare chiave, no? Quando mi ha raccontato questa storia, sono andato a cercare varie cose sulla morte di Pasolini, e l'altra cosa che ho scoperto, perché all'epoca volevo scrivere un romanzo sulla mia passione per il calcio, ho visto che Pasolini muore a Ostia di fianco a un campo da calcio. In queste casette abusive dove lui poi viene ucciso, come sapete poi muore perché gli passa in retromarcia la macchina, gli fa esplodere il cuore sostanzialmente. Era vicino a un campetto da calcio. Pasolini, come sapete, amava molto il calcio, no? Parlava appunto di una semantica del calcio, no? Dove c'era il podema, come al posto del fonema o del grafema, era la forma base, no? di una particolare semantica. E di colpo delle cose che erano scomposte, la mia passione pure giovanile per il calcio come forma di gioco anarchico che noi giocavamo per le strade, come quindi quella forma di comunismo anarchico puro che io vedevo nelle bandiere nei trattori di Terminiano, eccetera, eccetera. La morte di un poeta, il rifiuto la morte di un poeta che decide appunto di morire, a un certo punto sono in qualche modo le ho viste tutte insieme e nasce il romanzo. E quindi ecco, e questo solo per raccontare la mia esperienza personale come Cervignano, come un'esperienza vissuta qui, mi ha potuto permettere alla fine di scrivere quella cosa che ho scritto, che sarà bella, sarà brutta, ma qualcosa è. Bene, benissimo. Il problema degli scritti, di quello fondamentale, ma anche delle altre cose appunto Zigain sulla morte di Pasolini è che è troppo, non quello che psicoanalisi poi ha chiamato Dolce, cioè troppe cose per poter essere realizzate, cioè uno anche non ce la fa, anche volendo mettere insieme tutti gli elementi, no, per poter dare questo, cioè se restava più asciutto come tesi e la metteva sul simbolico, sull'umano, era meglio. C'era questo aspetto appunto cristologico pasoliniano, che però lui poi declina in una chiave più diversa, insomma, andando a prendere altre tradizioni culturali. Però questa idea appunto che è anche ripetuta in diverse poesie di lui, appunto, che si vede morto e cose, la madre di Pasolini che fa Maria e piange come se fosse compiato sul Cristo morto, e sembra che lui abbia detto pensa che io sia morto, per farla piangere, per fare l'effetto verità. C'è comunque da parte sua, come dicono tutti quelli che lo conoscevano, un cercare il rischio estremo ogni notte, no? Ritornava tumefatto, perché insomma c'è effettivamente qualcosa. Chiaro che poi riuscire a vedere, diciamo, una tendenza di vita che poi diventa fatale con un progetto vero e proprio è qualcosa. Ma che se cercasse anche la morte, no? Anche Foucault pare che sia cercato, andasse a far bastonare apposta, eccetera, eccetera, è morto diversamente, andasse a cercare, no, è morto di AIDS, ma mi sembrava insomma che quello non mettiamo, no, che tutto fosse programmabile, perché poi c'è sempre il caso, e che il caso non esiste, tutto sia programmabile, mi sembra troppo, però. Beh, infatti Zigain in questo parla di scommessa, lui fa una scommessa, mette tutte le pedine e poi aspetta di vedere che succeda. È chiaro che sì, è comunque una tesi molto azzardata, infatti ho premesso che non è credo, però c'è qualcosa che ti può portare verso quella soluzione. Comunque di quegli anni anche difficili, come sono sempre gli anni della storia della vita, succede anche qualcosa di cui Pasolini è intervenuto ovviamente insieme al mutamento dell'aspetto dei paesi, delle campagne, eccetera, succede anche qualcosa che fa sì che le parlate locali, lingue o dialetti, ognuno dica come preferisce. C'è la famosa battuta che una lingua è un dialetto che ha un ministero degli esteri e un esercito, vabbè, cominciano a
invece di avere il tradizionale, secolare rapporto, no? Lingua locale usata localmente per tutto, e poi l'italiano per gli affari esteri, appunto, anche senza, no, anche senza il ministero, cioè nel senso che l'italiano, se fai un certo percorso scolastico, per tanti secoli hanno fatti poche persone l'hanno fatto, l'italiano si rivolge a quel... Ma accedere anche a un buon uso dell'italiano era per pochi, perché significava fare un iter scolastico di un certo tipo. Invece dagli anni 70 in poi, scolarizzazione di massa e tutto quanto, insomma, e soprattutto sistema multicomunicativo, televisione innanzitutto, e comincia appunto ad essere, per mille motivi, abbiamo tutti quanti a elencare, si comincia a parlare di morte delle lingue minori, morte dei dialetti, per esempio. E si comincia anche nelle famiglie. Io ricordo la cosa più curiosa, ma di questo che vorrei chiedere, io vedo qua che c'è Adis Brizzi. Ecco signora, lei venga qua, vuole dire o le porto il microfono là, cosa preferisce? Preferisci? No, venga qua, dai, che è bella, è elegante. Grazie. Meriti di farsi Abbiamo anche il tecnico, la tecnica. Sì. La tecnica. Ecco che mi passa tutto. Ecco, non so lei che ruolo rivesta, poi cosa abbia fatto, cosa abbia fatto, però secondo me è interessante capire, per esempio, a un certo punto, non so se anche lei o se sentiva succedere questo, a un certo punto dalle nostre parti, io sono di un'area che parla veneto, forse diventa anche più facile, credo, di parlare l'italiano, non lo so, però c'erano dei genitori che non sapevano l'italiano, che se lo inventavano per parlare l'italiano con i figli perché volevano che parlassero l'italiano. Anche qua succedeva qualcosa del genere. Ma guardi, Mi racconti un po'. Io non sono di qui. Io abito a Cervignano da 26 anni e ma non sono di qui. Io continuo ad essere orvietana, scusatemi. Abbiamo un paese tutto padovano. Allora dovevamo dirlo che invece di fare un gioco da canasseggio facevamo parlamentari, bastava dirlo e scrivevamo. Ma allora a Orvieto che importanza aveva cosa lì? Ma mi sa che manco lo conoscevano, mi continua a diventare. Perché, no, a parte gli scherzi, certo Pasolini è importantissimo adesso perché lo conoscono tutti, ma quando io ero ragazzina allora, questa sicuramente... domanda la farò all'ospite che viene dopo. A lei ne faccio un'altra che sì. è più evidente e più chiara. Sì. Lei viene da Orvieto, Sì. che comunque è una città, anche se è cittadina anche quella, però c'è una sua tradizione, la sua tradizione è chiara, ecco, speciale, sì. come tutte. Ma allora no, è pieno di città speciali in Italia. No, quello che voglio dire è questo. Sì. Lei viene da Orvieto, viene a fare i suoi perché, viene a Cervignano 26 anni fa e che impressione ne ha? Allora, ci racconti questa sua immigrazione in Cervignano? Allora, le mie immigrazioni sono state molteplici perché ho girato parecchio. Cervignano è stata l'ultima sede praticamente. E non è tanto semplice inserirsi in una situazione ambientale di questo tipo, è molto chiusa. Molto chiusa. Noi al sud siamo abituati ad essere molto più ospitali, più aperti, eccetera. Io ho un carattere, per fortuna, abbastanza sereno, per cui sono riuscita con le gomiti così a sopravvivere e a ritagliarmi uno spazietto. Fatti a loro, perché non fare i conti con loro, mica io mi ritorno via e lei resta qua. Niente. Io naturalmente ormai sono poi una lettrice della biblioteca, una lettrice volontaria, quindi mi sono creata un piccolo spazio anche per sopravvivere, anche perché sono rimasta sola, i figli sono lontani e tutto il resto. A Cervignano. Ecco. E io adesso sono qua a Cervignano e vado avanti. Ma si è trovata bene, se no sarebbe andata via. No, ma io sto bene dappertutto. Io non per grandi, non per Cervignano. Io sono stata in Alto Adige e sono stata bene, sono stata in Umbria e sono stata bene, sono stata a Roma e sono stata bene. È questione di adattarsi, cioè di prendere il buono di quello che c'è e di buttarsi alle spalle quello che magari ci mortifica, ci infastidisce. E rispetto a Orvieto, quello di buono, di diverso che ha trovato a Cervignano, cosa è stato? La gente è diversa, non c'è niente da fare. Siamo a nord e sud, ma è proprio io penso che sia una questione anche climatica. Il fatto che per un certo ora sei tutti per le strade, ma c'è qualcosa di bello a Cervignano? Ma sì, ma io guardi, io dico sempre a mia figlia che abita in Austria,
che a Cervignano è un piccolo centro, meno ma pieno peggio. di vita. Ma pieno di vita. Rispetto alla banca Kickenheim lì è Cervignano. Ma scusate, nel suo piccolo Cervignano è pieno di iniziative. E questa è una testimonianza. Scusate, di tutti i tipi, gratuite, insomma, va verso la gente, fa in modo che tutti possano partecipare a delle cose importanti. La ringrazio signora, grazie. Passiamo a Dianella Pez che c'è. Venga qua un momento, lei non vuole intervenire? Bene, mi fa piacere perché allora mi hanno detto ti portiamo testimonianza di uno di Viterbo, l'altra che non vuole intervenire, ma è una serata che rischia di diventare comica. Io direi che per non proprio buttarla tutta in ridere, perché abbiamo detto anche delle cose serie, io direi di fare un momento invece adesso, chiedo a Pietro Zanfabro di venire al microfono, di raccontarci un po' la sua Cervignano e di leggerci qualcosa anche di suo, visto che di poesia stiamo parlando, abbiamo questa opportunità. Che domanda mi fate? Di raccontarci un po' la sua Cervignano, se almeno lei è di Cervignano. Ormai non siamo più sicuri. Abito a Trieste. No, io sono sevignanese, nato 3 chilometri da qua, da 68 anni, quindi è conosco molto molto a fondo. Pensavo che volessimo parlare però di Pasolini. Ma se vuoi parlare di Pasolini, è un modo questo per legare un po' il luogo a Pasolini, può parlare di Pasolini, ma lei adesso come lei si è avvicinata a Pasolini. Perché Pasolini, quello che ci dimentichiamo sempre noi, è un po' l'aspetto politico Pasolini. Lasciamo in parte i film, i libri, eccetera, ma proprio il concetto, cioè diciamo che Pasolini è l'unico intellettuale che ha cambiato radicalmente questa Italia negli anni 60 e 70, perché mi sono preso degli appunti oggi perché proprio non potevo farne a meno. Cioè, uno che si definisce comunista, che viene espulso dal partito comunista. Sì. Non per questioni Sì, politiche. e questo è veramente va a favore di Pasolini, non va a favore sicuramente di un partito, e che si schiera dalla parte delle forze dell'ordine nel 1968 a Valle Giulia, dà un messaggio, secondo me, di una tale onestà intellettuale di cui non abbiamo altri esempi in Italia. C'è questo che dice, signori miei, ma a Valle Giulia, voi studenti universitari di quel cazzo di facoltà, siete dei borghesi, gli unici proletari in piazza sono i celerini disarmati, perché gli unici che avevano 4 palottoli in tasca erano gli ufficiali che presidiavano quella zona, quella dimostrazione che poi porta in totale a 600 feriti, 400 tra gli studenti, tra i quali, e ha ragione a dire che sono borghesi, tra i quali avevamo Giuliano Ferrara, che tutti conosciamo, poi c'era l'altro giornalista, non viene neanche il nome, Liguori, che tutti conosciamo. Quindi, voglio dire, aveva ragione lui, gli unici che erano proletari erano cacciati dal PC. E poi aveva anche una visione religiosa del mondo, perché se stiamo attenti alla domanda che gli fece Enzo Biagi nel 1971, in un film che trovate su YouTube comunque, dura 1 ora e mezza, che dice ma che cosa pensa del Vangelo? E lui dice il Vangelo è una grande opera intellettuale di pensiero. Ditemi voi quale altro intellettuale di sinistra ha detto una cosa del genere. E poi soprattutto ha rimarcato una cosa potentissima, cioè che la famiglia tra 60 e 70 è completamente cambiata. Cioè la famiglia che lui amava tantissimo, quella rurale, quella che esprimeva in dialetto, eccetera, è cambiata, è in colpa, e qua mi sono dovuto scrivere, se non sarei ricordato mai tutti i pensieri,
E qua incolpa giustamente, cioè la società, che cosa vuole da noi? Il potere, che cosa vuole da noi? Non è vero che vogliono, che seguono le loro no, vogliono consumo, vogliono che la gente consumi. Un bravo bambino non è bravo in quanto tale, è bravo in quanto bambino che consuma. E quindi il disfacimento della famiglia, dice, non viene visto bene perché tutta la società è impostata sui consumi. E poi arriva a parlare di quel famoso barattolo di plastica che ci ha fottuti tutti, la televisione. Perché dice, la televisione ci ha portato a dimenticarci, ma a dimenticarci completamente di tutte quelle che storicamente erano le culture originali. Cioè ci ha portato a una forma di omologazione, quella che in sociologia è la cosa peggiore, cioè come se noi volessimo che i migranti che arrivano in Italia all'improvviso diventassero dei bravissimi italiani corretti con la scheda elettorale in mano. No, non è possibile. C'è uno che in Sudan non sapeva cosa fare, uno che nel Darfur non sapeva cosa fare perché vedeva solamente una riga gialla della terra. Quello è il processo di assimilazione, cioè tu diventerai e penserai come me. Lui lo diceva però alla fine degli anni 60. La televisione ci induce a pensare tutti allo stesso modo. Questo era secondo me Pasolini. Se poi andiamo addirittura sui suoi... Dobbiamo lasciare stare. Comunque, Pasolini era uno, vediamo se la trovo la pagina, sì, me l'ero scritta sia in dialetto casarsese, perché non lo conosco, io non so parlare effettivamente, perché i miei erano istriani, quindi si parlava il dialetto di casa. Ma quando lui... è una brevissima poesia, e dice: Sere in barlumide, dal fossal a cres laghe, una femmina plene, a ciamine taccià. Io ti riguardo uccis, tu venis il color, dalla sera quando i champagne suonano. Secondo me sì, è molto famoso, ma richiama anche ad una forma, la donna incinta in mezzo al campo, il tramonto, quella donna che si avvia verso casa. Una poesia bella. Molto bella, Sì, secondo Occidente. la prima raccolta. È una delle più belle. Sì, è proprio anche quella che dà il là proprio l'atmosfera. Io invece voglio un paio delle mie. Noi siamo qua perché poi Ma andiamo certo. avanti, ma volentieri, e volevamo sentire fino all'inizio. Benissimo. Che non parlano sicuramente di Serignani. Tutti quanti. Allora, Non è tanto la memoria, il paese, L'unico che ha l'infanzia. pagato me tanto io. no, Valentino, cioè, la poesia, signore, la poesia non serve a quello. Bravo. Non serve a quello. Io ne ho scritta però una così semplice che per me risulta difficile da recitare, molto difficile, per ragioni sentimentali. Da bambino, alle elementari, ho avuto la fortuna di imparare il libro di un saggio. Le pagine e la storia erano i solchi sul viso del mio maestro. Un uomo strappato alla sua terra, proprio come i miei genitori, e come loro, avendo sepolto tutto in un sobrio silenzio, ci insegnò che i buoni sentimenti e gli immensi dolori sono uguali in ogni parte e angolo del mondo, che basta guardare gli occhi delle persone per capirlo. Prima più di una volta si tradì nel chiamarmi: Erin, vieni qua. Noi parlavamo qui, ha detto lui era di Zara e io di Rovino. In quel modo di chiamarmi sentivo i miei nonni, l'odore del mare, del paese dei miei, la spuma sulle rocce e la pietra bianca, la salita del colle verso il campanile, e
Poi quei soprannomi strani, Mato Tromba, Pisincesa, Fumomerde. Il mio maestro, con grande intelligenza, ci insegnò l'inno di Mameli. Ci accompagnava il 4 novembre a rendere omaggio ai caduti della Grande Guerra, come ci volle tutti in piedi per pregare la mattina che si seppe del Vaione. La nostra pochezza, di noi che lui chiamava fiori, emerse tutto il giorno del suo funerale. Eravamo solamente in due a portare la bara. Ma il libro di quel saggio, scritto nelle rughe del viso, è appeso al muro del mio ufficio, foto di maestro Mario Stefano con scolaresca, anno scolastico 63-64. Questa è la più banale che io abbia mai scritto dal punto di vista poetico, ma ci tenevo perché il mio maestro lo considero davvero un maestro di vita, è stato eccezionale. Il tempo di leggere ancora uno? Se vuole. Sì. Questa invece è un'idea che si ricollega abbastanza a come la pensava proprio Pierpaolo Pasolini. Eccoli i simulacri contemporanei, quelli dai seni robusti, capelli d'oro e l'indice in bocca. E come moltiplichi una stolta affascinazione, la moltiplicazione del denaro per riempire il sarcofago dell'attualità. Intorno luoghi cattivi, città delle rovine moderne, che posseggono celle aperte, muri crollati e brecce inutilizzate. E tutto muove in una ritmicità inquietante, perfetta. L'innamoramento è una distopica possibilità. Dentro promesse di fughe virtuali molto più apprezzate, esigenze inesistenti che diventano gola, condivisioni di paure che non esistono, ma che tali sono accettate per desiderio di somiglianza. L'arte dominante e indurre all'incertezza. L'onda e la cresta non hanno più alcun valore. I petali delle rose e il pugno chiuso non servono più a nulla. L'armonia pare che oggi non sia pervenuta. A nessuno importa sapere del tempo che non esiste e ancor meno delle equazioni che non lo include. Meglio io torni a camminare per la mia strada ascoltando i miei silent way, sorridente, in attesa del crollo e, pure per questo, quando e come decideranno gli altri. Vediamo un po'. Ditemi, che sporo. Ultima. Ecco, bravo. Così anche breve questa. Sì. Sinapsi babeliche da tempo, come coriandoli sopra un campo di neve, e fra esse il senso di colpa di Haber. Sarà inevitabile una mutilazione della razza umana, poiché una moltitudine di popoli continua a sputarsi addosso. Era tutto nascosto nelle parole di Giobbe, il cielo disteso sopra il vuoto, la terra sospesa sopra il nulla. La fitta trama delle piante sarà la padrona del mondo. L'infinito incensario dell'uomo soffocherà nella sua polluzione. Bene. Haber, prima di andare a sedersi, Haber. Semplice, è molto semplice. Cioè, noi eravamo neanche 3 miliardi, parliamo del 1800. Questi signori, Haber e Bosch, sono coloro che hanno inventato a fine 1800 la cultura intensiva. L'hanno inventata perché sono riusciti ad estrarre l'azoto con simi azotati, la coltivazione. Quindi la gran paura di morire di fame non esisteva, non sarebbe esistita più. Avremmo avuto i campi che producevano 4 volte più di prima e lì abbiamo avuto la grande esplosione demografica. Adesso invece si sta tornando indietro, purtroppo. Noi, stiamo tornando indietro noi intanto. No, stiamo tornando indietro come riduzione demografica, siamo non solo noi, soprattutto noi friulani. ma non riusciamo a produrre neanche cibo per metà dell'anno per coloro che si nutrono, attenzione,
non per coloro che non sono. Grazie, Va grazie. bene. Grazie. Abbiamo adesso sempre poesie che Martina Del Picco legge poesie di Loredana Marano. Anche Aldis però Era la mia professoressa. È la mia. Anche la tua? Sì. Ma non me l'avevi mai detto questa cosa? Vedi, il sì, ci Ancora mi rincorriamo. nascondi dei segreti. Ancora segreti. Allora, io ho il piacere di dare voce a Loredana Marano, che è ancora viva per noi, sicuramente. Ci ha lasciati nel 2016, ha solo 67 anni. È nata a Trivignano Udinese, ha vissuto a Cervignano a partire dagli anni 70, perché ridete? Anche lei di Cervignano. Però io sì. Allora, cominciamo col fatto che io sono di Cervignano. Almeno io, ecco, sono di Cervignano. Non solo, i miei nonni avevano l'osteria in piazza dove il 1° maggio avveniva questa grande manifestazione, quindi posso testimoniare che c'erano i trattori. Tu sei ricchissimo. Esatto, sì. Infatti. Allora no, torno invece a Loredana. Loredana è stata insegnante al liceo a Cervignano, ha vissuto qui a partire dagli anni 70, insegnava materie letterarie, umanista, ha scritto una grammatica in 3 volumi, testi teatrali, romanzi, racconti e poesie. Io ho scelto 2 poesie, che una in lingua italiana e una in lingua friulana. Entrambe hanno come immagine il fiume. Non sono l'una la traduzione dell'altra. Il fiume nella poesia italiana è il fiume Ausa, ma è anche metafora della vita, è metafora dell'illusione. Sentirete come si riflette la vegetazione sull'acqua, ma non è vegetazione reale in quel riflesso. È anche metafora del tempo, è anche metafora dell'inafferabilità, perché le radici sono fluttanti e quindi inafferabili all'infinito. Anche nella seconda poesia, in friulano, continua il fiume come metafora della vita, e questo saltare i sassi, saltare gli ostacoli, questo passare sotto i ponti, quindi attraversare in qualche modo le difficoltà, e soprattutto l'immagine del fiume come ciclicità di vita e di morte. In entrambi i casi quindi metafore, ma anche in entrambe le poesie sentirete questo percorso sinestetico che sollecita tutti i sensi. La cosa che vi invito a osservare è il passaggio che avviene dalla lingua italiana alla lingua friulana. È come se qualcosa di ancestrale richiamasse la poeta, per cui il fiume diventa quasi pelle e viene risucchiata. Nella poesia in italiano la poeta parla del fiume, nella poesia friulana diventa fiume. Chi nasce nelle terre delle acque, tra canali e fiumi, conosce l'illusione del verde cupo delle correnti, che paiono rapire il colore alle chiome di alberi e di cespugli fitti sulle rive, e lasciano uno spiraglio al cielo che si illumina al tremolio della superficie. Chi nasce in queste terre sa misurare il lento scorrere del tempo, legato ai fili delle canne palustri, mani e braccia che cercano di fermare un presente che è già passato. Chi nasce nella terra dell'Ausa non invidia le radici della quercia, perché la vita è acqua che scivola dalle mani, acqua che può trasportare fin nella grande distesa dell'infinito. O soi un flum, o soi aghe, che non posta ferme, o soi nasut, du lassi tocchi il cil, aghe, trasparente tra gli spieris, freschie, de ombrene dai pins. O soi gnutius saltan sui claps, legri murmui, in miece al chiam dai rusignui e dai profums de rosis. O soi passat,
sotto dai puins, di legno e di piere. Hai sentito le campagne dei cresciutis, le sridades dai frutti, i chiams dai paesi, i sospiri dai innamorati. I noi si sono spirati in me come le arbe di lungo le rive. Hai portato i petali de vierte e in te pas de gnot, o hai contato gli stelutis, une ad une, fin che si sono tutti distudadis. O soi un flum, o ven dal cielo, parineami, calmar e tornar lassù. Rispetto al friulano della Bassa di Amelia Giacobini ho notato solo una parola diversa, le altre conoscevo più o meno la stessa cosa. Io adesso, per non far torto a nessuno, Adis Brizzi, lei porti una sua poesia e la legga. Perché mi hanno detto che in serbo e forse anche in croato tenere la poesia. Allora, visto che si parla di memorie, vi parlo di una casa, l'ultima casa in cui ho abitato prima di venire qui. La casa abbandonata. Ma naturalmente dopo questi poeti io mi sento proprio niente. Vabbè. Legga. Vado. La poesia parla per sé. Io parlo e scrivo come parlo. Esatto. In questo giorno, così cupo e desolato, con un sussulto di grande nostalgia sono tornata al mio villaggio e ho imboccato, timorosa e triste, la tortuosa stradina che porta alle foci del mitico Timavo. Tra i rami già spogli della folta vegetazione, che ha tutto assalito e ricoperto, all'improvviso mi è apparsa la casa e ho visto biancheggiare i suoi muri screpolati. La nostra casa, che era tornata a vivere con noi e per noi. La cara casa, dove per tanti anni, tra gioie e dolori, la nostra vita è fluita e volata via come in un sogno. E vorrei lì la nostra casa, abbandonata e derelitta, con le imposte sbiadite, con le finestre spalancate come strani occhi attoniti a ricordare la vita. Le voci, i canti, le risate, i pianti, è il nostro tradimento, l'abbandono. Gli arbusti e gli alberi che hanno invaso il vialetto d'ingresso impediscono adesso di scorgerne anche l'entrata. E io penso che alla fine sia meglio così. Non più fiori, né siepi squadrate, né aiuole curate. Ovunque un groviglio di sterpi e di rovi. Sembra che tu, vecchia dimora, sia arrabbiata con me e mi dispiace di vederti ora così vuota e cadente, in balia degli impietosi assalti del tempo. Mi dispiace di averti abbandonata così in fretta e all'improvviso. Mi dispiace per te, che sembri un'altera signora in declino, e soffro per averti lasciato al degrado e al silenzio. Ma soprattutto mi dispiace per tutto il tempo e le memorie della nostra vita, che tu, ne sono certa, custodisci ancora tra le tue pareti. Questa invece è la casa dove ho abitato da bambina, che non c'è più perché fu distrutta dai bombardamenti. Pensate quanto tempo fa. La casa di cisterna, la grande, comoda, tozza casa, era bianca, anni 40, architettura fascista, approssimativo stile Vittorio. Ma c'era la terrazza, fantastica nel ricordo, enorme per me bambina, dove potevamo correre, giocare e perfino andare in bicicletta. E poi al di là della casa, dal lato volto a sud, proprio come nel Far West, c'erano dei grandi recinti, i cosiddetti remissini, odorosi di mentuccia, costellati da 1000 fiori selvatici, dove i cavalli felici pascolavano in libertà e correvano incontro al sole. E poi il vanto di papà, il grande giardino, con le piante fiorite delle calle nella piccola vasca ovale e le roselline bianche dall'amaro profumo che si arrampicavano vigorose ovunque sulle reti di gonfile e le piante delle daglie poste ai lati del cancello. E in fondo l'annoso e grande nespolo dalle lucide foglie scanalate, la cui biforcazione era diventata la nostra casa, il nostro osservatorio, il nostro rifugio segreto. Parlo di tantissimi anni fa, ma com'è che i ricordi ancora così vivi? Non si commuova. No,
Abbiamo sempre preso il Vignone, non c'è niente da fare. A Oviedo sono un po'. Oviedo si intende. No. Allora ci spostiamo da qua perché adesso vediamo invece almeno uno di questi 11 filmati, quello del quale è protagonista poi nella seconda parte Simone Burratti. Il tagliamento è il fiume che presso Casarsa divide e unisce la lingua friulana, facendo sì che si riconosca una comune appartenenza, ma al contempo si segnali una diversità. Dal letto ampio e sassoso, a volte povero d'acqua in superficie e a volte traboccante, rapinoso per la potenza del flusso che giunge a modificarne l'aspetto e il tracciato. D'estate una luce calcinante esalta nelle giornate limpide le anse, dove l'acqua si incava più profonda e le macchie d'arbusti e alberi regalano ombra e intimità. In tagliamento ci si reca per fare il bagno, passare un pomeriggio tra amici, nei giorni più caldi, in bicicletta e poi ci si ritrova la sera in qualche sagra dei paesi vicini. È la sorgente di fantasie, di felicità, immagini di bellezza che alimentano una vena profonda della poesia di quegli anni, ma che scava in Pasolini anche il senso della propria diversità, sentita a volte come una colpa alla quale si deve un sacrificio. La greva viola viva Savaria Way Dinas Notas Sinachazas Io Richazis Filipinas Lens Catrini Cariuni La viola a Savaria se senti sono di seis naunare al siplea sopra la lampa di aria la viola vive sola la viola la memoria Sultan si caparzora di nascosto per pensare la viola aria faccianta e il simus di sinisa e simus sotto sta planta strinzilli contra stomi massa di studi dispeada la viola parluti il morta al riso e ora che riguardi che il simus carevo dall'orizzonte azzurro un sussurro calmiccio la dove verrà una crocca e sola per silenzi da soli si faccia usare a son dei sei posso e pensi Io non ho legami particolari con territori o luoghi in cui ho vissuto. Ho cambiato qualche città, ho cambiato tante case, ma di base il punto centrale è sempre stato la cameretta. Diciamo che ho una percezione dello spazio che è abbastanza rudimentale, quindi si basa quasi del tutto sulla dicotomia dentro-fuori, aperto-coperto, e quindi i posti che mi piacciono in genere hanno questa caratteristica. Per esempio, quando vivevo in questa zona di Padova,
venivo a passeggiare spesso qui sull'Argine, che dà sul Macchiglione, e poi scendevo su questo spiazzo che è all'aperto ma allo stesso tempo è coperto, cioè c'è una specie di soffitto che in qualche modo protegge dal cielo, per così dire. E ogni tanto passava qualche canoa, di sopra abbiamo le persone che fanno quello che non so fare io, cioè sport, e non mi possono vedere. Quindi io posso stare lì coperto ma all'aperto, protetto dal cielo, e a guardare l'acqua. Il cielo si trasforma sotto gli occhi di chi guarda, è più veloce degli alberi che crescono, più lento dello sguardo che lo passa e rassegna cercando qualcos'altro, ma che sia sempre al di qua, da questa parte concava del cielo, e quindi facce, progetti, ombre, ricordi di appuntamenti persi con il tempo e ancora sagome, aerei, dita puntate, sogni, proiezioni, nuvole, la più insulsa forma di intrattenimento, perché il cielo si trasforma continuamente e si spegne di regola e delude, come sempre, le cose che si amano. Eccoci qua adesso per l'ultima tranche di questo nostro appuntamento, e intanto è proprio interessante anche per confrontare, no? Quando il mondo di Pasolini era proprio tutto, anzi fuori, tutto proiettato, le prime cose che tu dici, io vivo una cosa generazionale, credo, diffusa. Con 3/4 del primo libro mio sto dentro la cameretta e penso che non si esce, Quindi parliamo di questo tuo rapporto con i luoghi, approfondendolo magari e vedendo cosa ti è parso in giro nei posti che hai girato, no? Tu in fondo ho cambiato diverse città, hai detto però ogni città magari ha avuto un posto dove rifugiarti e la caratteristica di questo posto, insomma, dove ti sei potuto riconoscere, e poi magari ci leggi qualcosa di tuo, di altro, e si racconti un po' come vengono fuori queste poesie, se sono tutte fatte dall'interno pensando all'esterno o se ti porti da fuori qualcosa anche direttamente di già cadenzato, che ha già un ritmo, che ha già delle parole messe insieme. Allora, sì, effettivamente avendo vissuto in diverse città, oltre alla cameretta, che per me è proprio un luogo geografico, quindi ogni stanza che cambi ha quel suo odore lì. Al di là di questo ci sono stati anche posti importanti. Una cosa che era carina, che poi non è stato possibile fare perché appunto più o meno questi video degli 11 odori sono stati girati qua in Triveneto, insomma, e quindi non si arrivava giù. Però il mio paese in realtà c'aveva Pasolini dentro, perché è Storiano del Cimino, dove c'è la frazione di Chia, dove Pasolini si è comprato questa torre del 1100, e quello effettivamente era il luogo mio feo, lo è ancora quando torno a salutare i vecchi, è il luogo dove andavo io, perché stanno questa torre praticamente abbandonata in mezzo al bosco, e poi stanno delle cascatelle, eccetera. Era il posto in cui andavo in Camporella, però in altri casi ci andavo per conto mio. Questo vale anche per questo luogo. Quindi sì, cioè anche nel video parlo di questa cosa di esterno e interno, proprio perché in questo magari c'è qualcosina di Pasolini, perché Pasolini da una parte guardava il paesaggio, ma dall'altro poi ci sono le periferie di Roma e ci stanno le case senza niente di speciale, che sono solo quella roba lì, danno un'idea di chi ci vive. Questa cosa qui ce l'ho anche io, cioè per me quando vado in un luogo non vado a vedere i posti belli, semmai vado a vedere dei posti che considero accoglienti, che contengono delle coordinate che mi fanno sentire a casa. Quindi poi ovviamente insomma mezzo sradicato così, non posso dire un posto che dico ok questa città è a casa mia, però posso dire ok in questa parte della città questa è casa mia. E qui così è stato nel mio paese, è stato perché neanche i miei sono originari del mio paese, così è stato a Viterbo, così è stato a Siena, a Faro, a Betlemme, dove ho vissuto anche un po' lì. E sostanzialmente questo. Quindi sì, qui mi viene in mente infatti appunto un poeta come Pasolini che scrive libri con il nome di un luogo,
cosa che fondamentalmente in realtà è molto forte nella poesia del Novecento, radicarsi insieme anche a Zanzotto, cioè un radicarsi, una poesia che va, che si situa in un contesto geografico preciso e che esiste ancora oggi in molti poeti miei coetanei, nel mio caso c'è molto meno. E da questo punto di vista questo dice anche molto di come scrivo io, soprattutto come ho scritto il mio primo libro, Progetto per S, che è uscito nel 2017, che è effettivamente un libro chiuso, cioè è un libro fondamentalmente, per farla bene, come se fosse un po' la storia di un hikikomori, cioè di un ragazzo che si chiude in una sua stanza e a un certo punto dice ok, provo a uscire fuori, vede che fuori va male e ritorna dentro. E quel libro aveva senso di essere così, infatti non ci sono coordinate geografiche, c'è un testo che magari leggo dopo che è se io a 7 anni, a 16 anni mi chiudevo nella stanza e guardavo il muro, a meno che non leggevo dei libri, forse ascoltavo la radio, forse c'avevo il mangiadischi, ma di fatto ma io uscivo. se un ragazzo adesso si chiude nella stanza c'è il mondo che gli arriva attraverso. C'è il mondo virtuale, sì. E c'è questa cosa qua, per esempio, tutta una sezione del mio libro in cui smetto di parlare io e comincio a parlare la cronologia del mio computer, per dire. Perché in qualche modo mi conosce meglio delle persone che mi vedono quando sto fuori, perché vanno a vedere i tuoi segreti, no? Nel senso, la modalità di navigazione di incognito, un significato ce l'ha, perché uno si vergogna di quello che va a guardare e va a cercare. Esatto. Vabbè, è stata inventata solo per quello, la modalità di navigazione di incognito, perché sennò le mogli si accorgevano e si finivano i matrimoni. Non è difficile scoprire anche tra le infatti. Sì, ma una volta invece c'erano. Una volta comunque c'era anche la televisione che tu risalvavi tipo su stream, al tempo c'era Telepiù, risalvavi tutti i canali che non si potevano vedere a parte, pensavi che nessuno andasse a vedere, poi andavi a scoprire che tuo padre li guardava e lo sopravvivi anche tu. Sì, forse sì. E vabbè, ecco, per dire, quindi quel libro era appunto il contesto geografico, semmai era dall'altra parte dello schermo, non era nei posti. Adesso ovviamente sono passati degli anni, quindi sto lavorando su qualcosa che fondamentalmente è un po' più esplosa e che si rivolge molto più verso l'esterno. Quindi in questo caso non ci sono neanche qui luoghi precisi, però c'è la storia e la storia fondamentalmente ha anche dei luoghi precisi, ci sono delle immagini precise, per esempio c'è Trieste, perché ora anche riferendomi a quando si diceva prima del discorso di Pasolini, quando stava dalla parte dei Cederini, sì ok, però bisognerebbe vedere oggi se sarebbe stato dalla parte dei Cederini, per esempio, come ad un tratto da sgombero a Trieste con gli idranti. Non lo so, cioè, molte cose sono cambiate e ovviamente a me rimane sempre questo dubbio di vedere, ma no, se ci fosse stato Pasolini oggi sarei curioso di sapere cosa avrebbe detto negli ultimi 2 anni e mezzo. Una cosa veramente questa che non bisognerebbe mai dire, e soprattutto non bisognerebbe mai, una volta che ti sei posto il problema, mai cercare di rispondere. No, perché Pasolini, ecco, questo aveva di sicuro Pasolini, che era sempre sorprendente, era sempre inafferrabile. Almeno questo. Infatti non me lo voglio chiedere. L'unica cosa che però un po' di tempo fa, leggendomi alcune cose degli scritti corsari, mi era rimasta, ha detto mannaggia, qui si incazzerebbe anche a sto giro, è stato perché lui era molto, criticava molto l'austerity, non mi ricordo quali erano gli anni, il 73. E già ne vedevo tutta quanta la svolta potenzialmente securitaria, autoritaria, quindi ho detto pensa te se ci chiedevano in casa per 2 mesi, pensa che ho detto, però non lo possiamo sapere perché effettivamente era imprevedibile in queste cose qui. E questo ecco, non so. Da dove viene? Da cameretta. No, ok, da cosa viene? Vabbè, io mi sono formato a Siena, questo mi ha dato anche un po' il là attraverso i poeti, i professori che c'erano lì per andare a esplorare quel campo della poesia. Quindi sostanzialmente lì ci sono Stefano Dal Bianco, c'è Guido Mazzoni e da lì poi ovviamente mi sono un po' spostato per quanto riguarda, sono abbastanza legato al Novecento italiano, in particolare forse a Serini e Zanzotto, però sono anche legato magari a autori molto lontani come Harry Michaud o Wallace Stevens. E dopodiché, per quanto mi riguarda, avendo cominciato a fare, non solo a interessarmi di poesia, ma anche a fare un percorso di poetica, fondando anche un sito che si chiama Forma Vera,
abbastanza presto, non ero un ragazzino al tempo, non è che ci capissi molto, ma cercavo di fare questo tipo di ricerca. In qualche modo poi ho preso una direzione che col senno di poi potrebbe essere anche una direzione di gruppo, se vogliamo una scuola, che andava a situarsi un po' tra non un recupero della tradizione, ma un uso degli strumenti della tradizione, quindi del Novecento, ma dall'altra parte guardando tutto ciò che succedeva, che nasceva nelle scritture di ricerca, che sono autori diciamo abbastanza recenti, nati negli anni 70, fine 60-70, che fanno percorsi che tendenzialmente cercano di staccarsi totalmente dalla tradizione. Così come per quanto mi riguarda nel panorama degli ultimi anni ci sono degli... Zanzotto chiedeva, no? Ha trovato. Ecco, Zanzotto stava molto oltre questa cosa qua. È vero, no, è verissima questa cosa, tra l'altro sappiamo il rapporto che c'era Zanzotto con le avanguardie che era pienamente opposto. Ecco, magari io stavo più in quel solco lì, che però non era un solco che andava a dire, sto ancora, che va a dire ok, no, si può scrivere solo così. No, dipende. Se ci stanno anche degli strumenti della modernità, ci servono a qualcosa. Poi ti facciamo leggere, ma questa cosa qua, tu ti senti partecipe di qualcosa che sta succedendo con i tuoi coetanei, con qualcuno che ascolta, eccetera, o chi scrive poesia oggi è una cosa tutta sua e la porta avanti con appunto... Allora, una volta io ho detto di sì, perché fondamentalmente anche tra poeti più o meno giovani ci sono dei filoni, delle cose che si fanno insieme. Io stesso a Siena sono stato molto fortunato perché eravamo un gruppo di incoglioniti che scrivevano tutti quanti il montare della situazione, ci mettevamo lì, abbiamo fatto un percorso insieme forte e quindi c'erano anche delle idee comuni, una poetica comune, e è stato così per un po'. In questo momento non lo so, cioè è vero che continuano ad esserci dei gruppi, degli orientamenti di come si scrive la poesia oggi che non sono ancora esplosi. Io però sto un po' esplorando per conto mio, nel senso che mi sto andando un po' da un'altra parte, non so ancora dove si arriverà, però ho questa cosa qui. Facci sentire. Mi metto là però perché... Quanto tempo gioco? Così mi regolo prima di... Adesso cos'è? 3 minuti, 5, 4, vedi tu fai 3, 4 poesie. Sì, no, siete 4 mesi, mi metto mezz'ora. Ah no, allora no, mezz'ora credo che potrebbe morire. La poesia è bella ma Sentite, era così? Mi dispiace molto. Allora, il primo testo si intitola Asparagi e compare un personaggio che si chiama Grisù e in realtà non è il draghetto, quello dei cartoni, è una mezza. Piumone, 4 di primavera. Mi considero un uomo intelligente, ma ci sono molte cose basilari che non capisco. Per esempio il lavoro, gli effetti a lungo termine dell'alcol, che cosa sono gli asparagi? Gli asparagi sono i germogli della pianta omonima, si usano per fare la frittata con gli asparagi e il risotto con gli asparagi. Si mangiano anche crudi, prendendoli in mano e strappandoli coi denti. L'ho scoperto su Wikipedia mentre mi rifiutavo di capire altre cose più importanti. Per esempio che la mia relazione è ormai un contratto a tempo determinato. Questo mi tranquillizza, però non sono sicuro. Mi sento triste in un modo che fa chiudere le finestre. La lampada illumina l'epoca in cui sono rimasto per l'ennesima volta. Se la spengo, sogno 2 colonne con una faccia umana scolpita sulla cima. Arriva un nano, prova a buttarle giù. La colonna con la faccia di Grisù si inclina e va a baciare sulle labbra la faccia dell'altra. Il sogno significa che la mia relazione è finita, che ho fatto in modo che finisse. Significa anche che Grisù ne ha cominciata un'altra tutta sua. Ho sempre voluto essere l'artefice degli avvenimenti, ma senza alcun interesse per gli avvenimenti in sé. Un deus ex machina, un giudizio, un astrologo della domenica. Adesso, invece, vorrei soltanto dormire la vita, stare a guardare gli altri mentre la realizzano. Le persone migliori sono quelle che spariscono. Sotto il piumone, alle 5 di primavera, respirando l'odore dei calzini. Mi piacciono gli odori che tengo solo per me.
Il nano sbuca fuori dal letto all'improvviso, scintilla i denti gialli masticando gli asparagi. Ride, sputa, dice te l'avevo detto. Quando mi giro sul fianco mi abbraccia, mi lascia dormire. Un'altra sì, no, vi leggo questo, però prima devo alzare questo, perché no, non vedo né voi né il libro. Questo testo qui effettivamente è ambientato in quel posto lì che avete visto, cioè sul finale. Quindi non siamo riusciti a metterlo dentro perché era un po' lungo, però. 11 ore, 9 modi per uscirne. Reazioni, soluzioni, adescamenti alla solitudine. Per farlo nel modo giusto, libero da tutti i mondi a cui non ho accesso, dalle profondità che mi controllano, senza pensare più a spie di senso nella tenda che si muove nel momento in cui mi giro a guardarla, a conduzioni alternative possibili, o alla luce quasi religiosa del cellulare sul comodino innalzato a oracolo della mia sera, come a un'ultima forma di salvezza. Le donne e gli dèi erano a un altro livello. Le mani luminose che scendono in soccorso dal soffitto e se tutto va bene mi portano via. Piccole speranze per grandi uomini, piccoli uomini per grandi ambizioni. Gli alieni entrano sempre nelle menti in cui dovrebbero. E invece poi, l'evoluzione della specie, almeno per quanto mi riguarda. Dio che esce dal suo tempio e se ne va ovunque, troppo ovunque, e cioè non qui. La luce slitta lentamente sui grandi quadranti della mia stanza. Vivo sempre meno e il mio corpo è sempre più grande. Nella mia stanza non ci sono vortici di vento e polvere e tutto è sotto il mio controllo. Bisogni fisiologici, azioni scriptate. Il cavatappi che scintilla nell'ombra del suo cassetto come un'ancora al sicuro in fondo al mare. Le dipendenze mi fanno sentire più tranquillo, che dividono la giornata in prima delle 6 e dopo le 6, e cioè finalmente le 6. E allora eccola lì la mia salvezza, il buio in fondo al bicchiere che mi inghiotte e mi promette che qualcosa può succedere, il più degno sostituto di quello che può succedere. E ancora, la stanza che vibra, il lampo bianco in mezzo agli occhi, e tutto su lungo la pancia, esaurimento forze. 1 minuto di silenzio per il nostro imperatore. Titolo provvisorio, 9 modi per uscirne. Io che sto bene qui, ma quando sto qui non sto bene. Ma poi, una volta fuori da qualsiasi svolta o evento, andare dove? E soprattutto, con chi? Tornare a casa è la parte più difficile della vita. Temporeggiare, il verbo più esatto per la contemplazione. Fontana o torrente che sia. Il rumore dell'acqua per tutta la mia vita. Quando sento finalmente che nessuno mi è caro. E allora di nuovo buio, porte chiuse, serrande abbassate, posizione orizzontale come l'unica possibile, e tappi per le orecchie. Grazie. Momento finale di allegria. che ci porta a salutare, appunto. Comunque abbiamo Fangata molto più in là di quel che si pensava, ma ci sono aggiunte poesie su poesie, non abbiamo voluto fare a meno di ascoltarle. Io ringrazio tutti e buona serata.